Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questa nuova video lezione. Oggi vediamo alcuni svarioni in apertura, tratti dalle aperture più famose, meno famose. Partiamo subito con D4, apertura di donna, F5, difesa olandese. Alfiere G5 è una delle continuazioni più note e qui è chiaramente lo scopo è quello di andare a inibire il cavallo in F6 e creando eventualmente un'impedonatura. H6, alfiere H4, qui il bianco non teme la spinta in G5 perché abbiamo visto anche in altri video che c'è la continuazione, la possibile rete di matto con donna in H5. Probabilmente il nero conosce questa continuazione, perciò non spinge in G5 ma gioca C5. E3, il bianco sostiene il pedone di 4 e 3 liberando anche l'alfiere Campochiaro. Donna B6, questa è una minaccia così elementare ma quanto forte. Chiaramente si punta sia su B2 che si sostiene l'attacco in D4. Se donna C1 chiaramente si perde il pedone centrale, perciò il bianco è costretto a giocare B3. A questo punto cavallo F6 e attenzione, il bianco decide che è l'ora di cambiare il pedone centrale, ma non aveva fatto i conti con donna B4, scacco, e non c'è modo per mettere in salvo l'alfiere in H4. Ma vediamo un'altra posizione ancora, partiamo sempre dall'inizio, questa volta è l'apertura di re con E4, C6, difesa Caro-Kann, poco utilizzata ma è molto interessante, D4, D5, alfiere D3, una delle continuazioni principali, cavallo C6, E5 si spinge andando a controllare lo spazio, cavallo che va in D7 e questo cavallo D7 chiaramente lascia la possibilità al bianco di spingere in E6, una spinta molto fastidiosa. Io ritrovandomi a giocare col nero Lalekin spesso mi ritrovo ad avere il mio cavallo in D7 e se qualcuno mi gioca E6 devo dire che mi ritrovo in difficoltà. F per E6, donna per H5, scacco e praticamente non ci sono vie di fuga. G6, donna per G6, scacco matto. Chiaramente il nero può catturare in G6 ma seguirebbe alfiere per G6 e scacco matto di alfiere, ancora più elegante. Andiamo avanti tutta con E4, C5, difesa siciliana. Qui anziché andare con la solita cavallo F3 il bianco gioca D4, pedone per, cavallo F3, E5. E5 è un gambetto a tutti gli effetti, perché se il bianco accetta questo gambetto segue donna 5. Ancora una volta la donna 5 è fortissima perché scacco e anche qui non c'è modo per mettere in salvo il cavallo in E5. Ma andiamo avanti velocemente nei nostri svarioni in apertura. Ancora E4, ancora C5, siamo ancora all'interno della difesa siciliana, cavallo F3, D6, D4 e qui anziché seguire col cambio c'è una continuazione un po' particolare, B6 che chiaramente ha anche una sua logica, D per C5, B per C5 ma non si è fatto i conti con donna in D5, non c'è modo di mettere in salvo la torre in A8 né con cavallo in C6 perché verrebbe catturato, né con alfiere in B7, la torre è persa. Quindi vedete quante possibilità di perdersi dalle prime mosse se non si seguono le linee principali, quelle lì più battute diciamo. Andiamo avanti ancora, E4, C5, ancora difesa siciliana, cavallo F3, D6, C3, continuazione molto interessante e che la meno nota della difesa siciliana ma molto forte, cavallo C6, D4, chiaramente C3 andava a supportare la spinta in D4, alfiere G4 creando un'inchiodatura D5, il cavallo si sposta in E5 e ora cavallo per E5, perché a questo punto il nero decide di ritirarsi, perché dopo alfiere per D1 con alfiere per B5 abbiamo lo scacco matto
bellissima, questa partita è veramente una favola. Chiaramente se qui il nero cattura il cavallo, il bianco va a catturare l'alfiere in G4 e vediamo l'ultima analisi, l'ultima partita. E4, C5 sempre siciliana, cavallo F3, D6, cavallo C3 e 5, una variante molto chiusa. Alfiere C4, qui il bianco sta benissimo, cavallo C6, D3, sviluppo dell'altro cavallo mettendolo chiaramente in E7 perché in questo tipo di struttura il piano del nero è quello di spingere poi in F5, quindi col cavallo F6 non si sarebbe potuto effettuare questa spinta. Alfiere in G5, alfiere G4, cavallo D5. Ragazzi, attenzione a cosa sta per arrivare perché è qualcosa di fenomenale. Cavallo in D4, attenzione adesso, cavallo per E5, cioè io penso che da questa situazione riuscire a vedere la vittoria è veramente roba da visionari. Cavallo per E5, l'alfiere cattura la donna, cavallo F6 scacco, G per F6 e alfiere F7 scacco matto. Incredibile, queste cose ci lasciano veramente di stucco. Spero che queste piccole pillole ti siano piaciute. Dunque, se non l'hai ancora fatto, iscriviti alla nostra mailing list per ricevere direttamente nella tua casella di posta i nuovi articoli e le nuove video lezioni come queste. In descrizione al video e sotto nel primo commento trovi il link utile. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!